E ho fatto anche un giro qui al museo, veramente molto... L'avete visto? Perché poi succede che quando uno è del posto non va a vedere le sue cose, no? Quindi magari qualcuno di voi ha visto la Torre Eiffel, ma magari non ha visto il museo, è un classico, esatto. Io il castello di Brescia l'ho visto, avevo 27 anni praticamente, quindi quello che volevo dirvi dopo questa cosa che faremo, le foto, tanto per voi vi interessa la foto e fa finta che siamo amici, che cazzo ne frega di quello che ci dici. Però, no, sto scherzando, però prima di andare a casa passate a vedere, è aperto? Passate a vedere, tra l'altro c'è quella cosa bella che entri al buio e come entri si accendono le luci, che comunque, cioè, che risparmia energetico, ma se andate è molto bello, sia il museo naturale, naturalistico. Non l'hai visto? Non l'hai visto? L'ho visto io stamattina, sono arrivato, ho fatto tutto il giro. Ci sono anche degli animali che si sono estinti, no? Che si chiama... Intruso si chiama. L'intruso, che invece da noi sono degli oggetti erotici. E un altro allora, la televisione non la faccio la radio la mattina, quello del mattino. La TV quest'anno non l'ho fatta e non la farò probabilmente per i prossimi 2 o 3 anni, perché diciamo la vita privata cioè sono diventato papà, e quindi se faccio come se fosse una cosa che possono fare in pochi. Bravo, hai fatto un figlio! No, io. E quindi insomma, facendo la radio la mattina, la TV la sera, sarei dovuto stare tutto il giorno fuori casa fino a mezzanotte, non mi sembrava il caso. Aspetto di stufarmi e poi insomma non ci si stufa. E niente, e quindi consiglierei per voi, prima di andare a casa, fatevi questo giro, visto che siete arrivati fino qua, perché è molto bello e poi sono situazioni insomma che vanno sempre sostenute. Detto questo, volevo raccontarvi la storia di questo libro, che a te che hai 7 anni, 8, 5, 26 un anno, cioè 35 anni, 7 anni ti interessa un sacco. Tu sei stato praticamente rapito dai tuoi genitori, non sai neanche chi sono, giusto? E ti ha detto vieni e non parlare. Allora, l'hai trascinato qua. Ah, non è tuo figlio? Ma come? Tu hai in braccio un bambino e non è tuo figlio? Ah, il papà lavora qua, ok, ciao, scusa. Poi devo... Va bene. Luca e Paolo presente, non scherzi a parte, se adesso lo chiamo. Chi è il prossimo autore che viene? Lo sappiamo già? Dipende da come va oggi. Ah, qui ci vedo una bella salumeria per qualche giorno. 2:10 lascio. Allora, ho scritto questo libro, si chiama La strada verso casa, ed è la storia praticamente di... è molto maschile, mentre il libro precedente era molto femminile, era la storia di una donna sposata che scriveva un diario, trovava un uomo, usava la sessualità come uno strumento per liberare se stessa e accettare ciò che desiderava. Questo libro invece è molto più maschile, nel senso che la madre muore subito alla seconda pagina, quindi non vedo rovino il libro, e si ritrovano 3 uomini in casa, i 2 figli maschi e il padre, e si accorgono di non essere esattamente una famiglia, non lo sono più senza la madre, perché sono 3 uomini che convivono, perché era la madre che teneva insieme, come spesso accade nelle nostre famiglie, è la madre che riesce a fare fluire i sentimenti, le cose, a tenere unita tutta la famiglia. Nel momento in cui questa madre viene a mancare si ritrovano 3 individui da soli, ma c'è una mancanza di comunicazione, spesso è molto più difficile raccontare la propria emotività alle persone a noi vicine, tipo un genitore, un fratello, un fidanzato, un marito, addirittura un figlio, che uno sconosciuto sul treno. E questo avviene in questa famiglia, 3 uomini cominciano a non comunicare più tra di loro e ognuno prende un ruolo all'interno di questa famiglia che non era esattamente il ruolo che
immaginato per sé. Quindi il padre deve lavorare molto di più e diventa una presenza in questa famiglia, i figli si svegliano, il padre è già al lavoro e la presenza del padre è solo la tazzina del caffè nel lavandino, piuttosto che il cappotto appeso la sera e tutta una serie di cose. Quindi diventa un padre fantasma. Io sono nato negli inizi degli anni 70, sono nato nel 72 e la mia generazione, ma anche quella di mio padre, così, noi siamo stati, non so adesso quella nuova, non conosco la nuova generazione, però la mia generazione è cresciuta un po' col padre fantasma, nel senso che lavoravano e la famiglia era una zona della madre, mentre il padre era uno che lavorava tutto il giorno. Mio padre, mi ricordo, lavorava anche il sabato e la domenica, si addormentava a tavola durante il telegiornale, insomma io non ho mai avuto questo rapporto così intimo con mio padre. E mio padre, tra l'altro, venendo da una generazione molto forte che usciva dalla guerra, insomma situazioni pesanti, non è stato fornito neanche da ragazzino di strumenti per poter esprimere la propria emotività. Cioè l'esempio che io ho fatto anche in un altro libro, ma che è avvenuto nella mia vita, mio padre non mi ha mai detto ti voglio bene, ti stimo, come si vede nei film americani quando dice sono fiero di te. Io pensavo era un po' da omosessuali queste cose, papà che ti abbraccia, mai. Mio padre per dirmi ti voglio bene era vengo a casa tua col trapano e ti monto la mensola. Dentro nella sua elaborazione dizionario era faccio una cosa per te, ti ho lavato la macchina, ecco, ti ho fatto 10 euro di benzina. E quindi questi tre uomini incapaci di esprimere proprio questa emotività tra di loro, appunto dicevo, ricoprono un ruolo nuovo. Il fratello maggiore diventa un po' la madre, quello responsabile, quindi quello che studia, che fa la spesa, che mette a posto, cioè quello, il bravo ragazzo. Il secondo, non trovando spazio in quella cosa e non entrando in competizione col fratello, prende l'altra, diciamo, area della richiesta d'amore. Voi sapete che i figli, per avere l'attenzione dei genitori, l'amore per i genitori, di solito si manifesta, questa attenzione si manifesta in due modi. Quello del primo della classe, cioè sono bravo nello sport, sono bravo, mi fidanzo, mi sposo, faccio i figli, cioè tutto quello che il contesto sociale chiede, e quindi con il risultato i miei genitori mi ameranno perché io sono bravo a scuola, perché sono una brava ragazza e tutta una serie di cose. Oppure con il bisogno, quindi non ho mai soldi, ho sempre bisogno, mi dovete venire a recuperare il sabato sera ubriaco in un angolo e non riesco mai a concludere quello che inizio, ho sempre bisogno di qualcuno, perché il bisogno e il riconoscimento sono i due modi per ottenere appunto questa attenzione, e questo è quello che fanno i due fratelli. Quello più grande appunto è il più bravo, quello più piccolo invece va a vivere a Londra, prova le droghe, la sessualità e tutta una serie di esperimenti. Ad un certo punto il padre, loro invecchiano, hanno 40 anni, insomma dopo 20 anni il padre ha bisogno di assistenza, quindi ritornano in quella casa, quello è l'espediente per ricostruire quel contesto familiare. E in quel contesto familiare, anche se loro ormai hanno 40 anni, tutto ciò che non hanno, diciamo, sistemato e affrontato prima lo devono sistemare da uomini adulti, con un padre che ha bisogno appunto di attenzione e con le due solite dinamiche. Il fratello più grande si occupa del padre sempre in maniera esagerata, perché in realtà quel modo di amare è un modo per essere amati, e quindi è sempre, vi sarà capitato di avere a che fare con persone che sono particolarmente apprensive, ma la sensazione è che non lo facciano per voi, ma lo facciano per se stessi, perché vogliono sempre farvi sentire in debito. Ecco, io però per te ho fatto questo, ecco, però io sono sempre quello che ha rinunciato alla vita per te, insomma. E l'altro torna ed è anche un modo un po' più pratico. Sicuramente l'altro è più sincero, è più onesto, è meno perfetto, però ha molto più coscienza di sé per certe cose. Insomma, la storia di questo libro sono questi mesi che passano insieme nel capire come gestire un padre che è diventato figlio perché è bisognoso. È un libro che parla del momento in cui i genitori diventano figli, cioè i genitori diventano persone che hanno bisogno dell'attenzione dei figli. Quasi sempre questo avviene quando il figlio è nel pieno della propria vita, quando magari ha già anche un'altra famiglia o che sta lavorando molto, insomma, e quindi c'è il senso di colpa nel non ridare ai genitori ciò che hanno dato, ma anche un naturale percorso di vita nel fare le proprie cose. E in questi due meccanismi dei due figli ci sono le storie d'amore, uno con la moglie, poi che sembra che non vada d'accordo, che non siano felici, l'altro invece non riesce ad avere mai una storia stabile. Concludo dicendo che i due personaggi che ho raccontato, appunto Andrea quello grande e Marco quello più piccolo, sono
li ho costruiti sui 2 stadi dei 3 stadi di cui parla Kierkegaard. Non so se ve lo ricordate, non siete andati a scuola, meno voi che ci siete andati, però insomma il primo stadio è quello estetico, cioè le persone, lui le racconta come fa l'esempio del Don Giovanni. Ci sono, per esempio, prendiamo l'esempio di un uomo, non sceglie mai una donna con cui stare, non è mai una relazione, perché davanti a 100 donne, nel momento in cui ne scegli una, ne perdi 99. Allora questa illusione di non scegliere mai per avere 100 possibilità aperte, perché comunque se io mi metto con una, magari poi fra un anno ne incontro una con cui sto meglio, ma ormai sono incastrato, per cui vivono con l'idea che il futuro debba portare qualcosa di meglio e quindi non vivono mai il presente, perché stanno sempre aspettando il loro momento, il famoso aspettando Godot, no? E il fratello maggiore invece è il secondo stadio dei 3 stadi, che è quello etico-morale, che è il contrario, cioè io mi sposo, anche se questo matrimonio genera infelicità, io rimango all'interno di questo matrimonio perché io sono coerente. Quella parola coerente è la devastazione della loro vita, perché non prendono mai in considerazione l'idea di aver sbagliato, ma di continuare a lavorare su quell'eterna scelta, perché loro sono, diciamo, appunto coerenti, e nessuno è mai all'altezza veramente di poter dare a queste persone un consiglio. Queste 2 trappole che ingabbiano queste 2 persone si devono in qualche modo avvicinare e tutti e 2, diciamo, generare invece un qualcosa di più sincero.